Anche la nostra provincia è coinvolta nell'operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza di Ancona nell'indagine denominata Ghost Broker, eseguendo ulteriori sequestri. La Guardia di Finanza ha avviato l'indagine lo scorso febbraio che ha portato a 4 misure cautelari personali al sequestro di 2 società coinvolte in un giro di raccolta abusiva del risparmio secondo lo schema Ponzi. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinati dalla Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP della capitale. Il GIP di Ancona e successivamente quello di Roma hanno condiviso le nuove ipotesi di reato contestato, truffa e autoriciclaggio e le ricostruzioni patrimoniali effettuate dalle Fiamme Gialle di Ancona. Ulteriore blocco di beni riguarda un soggetto italiano, amministratore di una società di diritto inglese, che operava nella raccolta del risparmio da ignari investitori senza le autorizzazioni necessarie. Nell'inchiesta erano stati denunciati ben 18 promotori finanziari. Il nucleo di polizia economico e finanziaria di Ancona ha eseguito la misura di sequestro che coinvolge 35 immobili nelle province di Roma e appunto Agrigento. Tra questi ci sono diversi fabbricati residenziali, case vacanze, una struttura alberghiera. Sono stati sequestrati anche diverse auto, veicoli commerciali, per un valore stimato di oltre 12 milioni di euro. Le misure cautelari e personali applicate all'indagato ritenuto responsabile della nuova ipotesi di reato sono state confermate. L'indagine Ghost Broker continua quindi a portare alla luce un giro di raccolta abusiva del risparmio che ha coinvolto numerosi investitori ignari anche della nostra provincia. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona, in collaborazione con la Procura di Roma, ha portato a ulteriori sequestri. Questa indagine ha mascherato un giro di raccolta abusiva che ha coinvolto degli ignari investitori. I sequestri riguardano beni immobili per un valore di 15 milioni di euro. Le misure cautelari, personali e reali applicate all'indagato sono state confermate, ribadendo la gravità delle accuse a suo carico.